Allora, adesso andiamo alla questione. Normalmente, in molti casi succede, è successo anche con la nostra regione, con l'ambito della sanità, viene chiesto anche un riscatto. Ma a questo punto, quando si è oggetto di questo hackeraggio, di questa situazione che mette in ansia tutti quanti, si cerca di porre rimedio, pagare o non pagare il riscatto? Perché se vengono sottratti i dati, l'impossibilità di accedere, non è stato fatto un backup. Allora, da esperti, parere oggettivo dell'esperto. Che sfrutta anche un po' l'osservatorio che ho rispetto al territorio. E secondo me, abbiamo citato prima delle tematiche molto importanti, è una questione di competenze, quindi anche cogliamo l'occasione di sviluppare un po' di conoscenze e competenze. Bisogna lavorare moltissimo di prevenzione, il territorio è molto bravo a essere reattivo, poco bravo a essere preventivo e quindi bisogna innescare tutta una serie di meccanismi per cui il pagamento del riscatto è l'ultima possibilità che mi rimane qualora io non abbia gestito una serie di cose che a cascata dovevano assicurarmi che i miei dati e le mie informazioni fossero messi a sicuro. Quindi se effettivamente rispetto a tutto questo non ho altre possibilità se non quella di pagare un riscatto, è una cosa che devo valutare. Credo che sia da fare una approfondita valutazione, anche perché insomma, le richieste di riscatto possono partire da molteplici punti di vista e molteplici moventi. Solitamente è opportuno che la trattativa con chi chiede il riscatto non la gestisca il titolare o chi ha potere di firma rispetto all'azienda, perché molto spesso non ha le competenze per relazionarsi rispetto a chi gli chiede quel riscatto. Quindi si tratta un po' di cercare di dissimulare, di non far capire che quell'azienda colpita è proprio quella, perché è molto facile poi andare a capire dati dell'azienda, fatturato, e capire quanto l'azienda è stata messa in difficoltà e su quello anche quotare una voce di riscatto piuttosto che un'altra. Sì, non è così semplice come potrebbe sembrare. È assolutamente no. No. Quindi anche questa gestione va fatta con grande attenzione. Va fatta con attenzione, spesso meglio dire una cosa in meno rispetto a una cosa in più. E spesso evitare di far identificare che sia proprio quell'azienda che loro pensano di aver capito. Pensano di aver capito, perché non è detto che loro abbiano centrato. Molto spesso questi attacchi vanno a strascico, quindi loro non è, a meno che non si siano mossi su un movente preciso. Quindi attaccata la sua azienda, ma contestualmente tante altre. Certo, e quindi non è detto che loro sappiano effettivamente se si tratta di un'azienda piuttosto che dell'altra. Meno elementi do, più possibilità ho di andare a contrattare, se proprio devo andare a contrattare. Ecco, volevo chiedere, prima dicevo un'azienda di un certo tipo ha il suo IT manager. Sì. Questi IT manager è necessario che ogni azienda ce li abbia o nel sistema Confindustria o nel Club qualcosa ci possono essere dei IT manager che intervengono su consulenza per varie aziende? Qui la risposta è molto lunga, potremmo stare qui molto. No, andiamo in sintesi. Vedo di essere molto sintetico. Sì. Allora, è una competenza che ci vuole. Ci sono molte aziende piccole che hanno delle figure esterne o delle figure che al 20% del loro tempo fanno anche la parte IT. Ecco, su questo io non ho la soluzione, posso proporre delle riflessioni. Considerate che in questo momento avere un IT interno è colui che ha le chiavi digitali della vostra azienda. Quindi bisogna assicurare la possibilità che abbia il tempo di fare il suo lavoro, che sviluppi le sue competenze. Ecco, è vero, non è più l'hacker anni 80 col cappuccio che faceva degli attacchi che conosceva solo lui. Le cose si sono cresciute, si sono sviluppate, si sono intensificate, quindi ci sono delle realtà criminali che si muovono. Su questo noi non possiamo fronteggiarle con un uomo competente che dedica il suo tempo al 20% rispetto a fare anche altre cose. Quindi una riflessione sul tema della competenza interna va fatta, quantomeno fatta questa riflessione posso capire di che tipo di supporto dall'esterno posso aver bisogno. Su questo ci sono in questo momento delle possibilità di attingere agli istituti scolastici o agli ITS che danno competenze ai ragazzi, ad esempio post diploma nel caso degli ITS, 2 anni di studio su tematiche di cyber security, per cui io, stando attento a quello che il territorio sta mettendo a fattor comune per crescere tutti come sistema paese, posso avere la possibilità di portarmi a casa persone competenti. Il tema della competenza in questo momento è un grande problema. I numeri sono 1 euro investito in difesa, 7 investiti in attacco, quindi c'è una disparità enorme che il sistema paese deve in qualche modo tutelare e colmare. Certo, mi è venuto in mente adesso perché in questi giorni si parla tanto di intelligenza artificiale, no? Non esiste un sistema di intelligenza artificiale, o potrebbe venire ad esistere, che va in qualche modo ad autotutelare il sistema stesso e quindi studiato in modo tale da creare anche delle forme di difesa, di alert.
potrebbe esistere, non so, in base C'è un problema. Io lo dico da ignorante, lo chiedo anche perché adesso... Ci sono già adesso, cioè noi stiamo di fronte a un cambiamento epocale che cambierà la nostra società, non solo i sistemi informativi delle aziende, cambierà la nostra società, e non lo dico io, lo dicono tutti quanti i Big player. no? I player del mercato. Però c'è da dire che questi sistemi appunto li usano anche per attaccare, li useranno, li stanno già usando. Soprattutto Esperienza comune, vediamo già le attività di phishing, no? Quindi queste email che arrivano. Allora, vi faccio questo esempio, cioè, nel gruppo degli attacchi di phishing, adesso ci sono anche gli smishing, quelli via SMS, e i phishing, questi termini, no? Che sono gli attacchi fatti via vocale. E sono fatti reali successi, tipo sempre parlando dell'amministratore delegato che gira per il mondo che sta facendo un contratto, no? Ok, quindi un contratto con un cliente, chiama il CFO, responsabile finanziario o il contabile che è in contatto con le banche, autorizza. Ciao Paolo, senti, guarda, come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Guarda, senti, ho un'emergenza, un'urgenza, ho bisogno che dobbiamo chiudere un contratto, ho bisogno che mi fai porti questa somma. Che autorizza un pagamento. Dietro a quella voce c'è l'amministratore delegato, cioè non c'è l'amministratore delegato, c'è un'intelligenza artificiale, c'è un'intelligenza artificiale che ha campionato 3-4 secondi la sua voce in una conferenza e ha creato questa sorta di clone, diciamo, no? Che ha fatto questa azione ed è successo. Una volta si faceva via phishing con le mail che arriva il link, no, anche lì usare anche un attimo la testa, per cui ci vuole consapevolezza, cioè non è che uno bene, hai vinto l'ultimo telefono disponibile. Sono cose molto più pesanti. Senza contare tema sempre di qualche settimana fa, no? I youtuber famosi o comunque i VIPs, no? Quindi che registrano, che chiedono di fare certe operazioni finanziarie, non sono loro, cioè bisogna capire anche a livello personale che dietro c'è un mondo. E mi permetto di fare questa metafora, c'è una matrix dietro a tutto. Questo spaventa. Chiedo anche il suo parere, ma quindi anche, siccome ha toccato il livello di persone, tra l'altro, più dati personali sensibili ci sono in giro, famosi social di cui tanti si avvalgono, più ci si espone. Assolutamente sì, se lei chiede a persone che conosce se hanno letto i contratti che sottoscrivono quando si iscrivono a una piattaforma social, qualunque essa sia, credo che quelli sinceri dovranno dire assolutamente no o in piccola parte. Questa cosa viene tramutata a volte anche nelle aziende, per cui hanno dei contratti in cui non sanno bene effettivamente cosa hanno sottoscritto, poi succede il problema e si rendono conto lì, ma ormai è troppo tardi, delle situazioni che devono andare a gestire. Bisogna lavorare molto di prevenzione, bisogna lavorare molto di sviluppo delle competenze, quindi sapere che spesso uso una frase non detta da me ma che cito, quando non capisco bene cos'è il prodotto solitamente sono io che ho sottoscritto delle cose per cui gli altri hanno la possibilità di utilizzare le mie informazioni come meglio preferiscono. Sicuramente è un tema importante e non so se rispetto a quello che stiamo dicendo le persone possono chiedersi ok, e allora cosa devo fare? Allora, secondo me si tratta di fare una valutazione nel non sentirsi isole da soli, ma perché riguarda tutti. Di lavorare capendo se nel territorio, vicino a me, c'è qualcuno che già sta facendo queste cose, quindi io sono contento di aver invitato Daniele, che è nel direttivo di un'associazione molto importante del territorio, con cui ho l'onore spesso di collaborare perché loro sono i depositari del sapere tecnologico, le competenze tecnologiche. Io cerco un po' di capire che tipo di necessità possono avere nel loro operato quotidiano. Se io lavorassi da solo o Daniele lavorasse da solo e non fossimo parte di un ecosistema che cerca di capire la quadra in mezzo a tutte queste modifiche e mutamenti, probabilmente avremo più difficoltà, quindi sfruttate chi fa questa cosa di lavoro, cercate di portarvi a casa le competenze e grande attenzione, se posso suggerire un parere dal punto di vista del cittadino, se la vostra banca vi contatta chiedendovi come unica possibilità di cliccare sul link, valutatelo 20 volte, chiamate la banca invece di cliccare sul link perché molto spesso quell'azione unica che viene richiesta
è proprio lì che si nasconde il veicolo di attacco. Quindi prendetevi il tempo di dire anche dei no, o di evitare di comunque dover cliccare per forza su dei link, e prendetevi il tempo di leggere e approfondire di più. Mamma mia. Prego. Sì, volevo dire due parole appunto sul Clubite, che è questa associazione di team manager che ha ormai 30 anni, festeggiamo a novembre i 30 anni, ed è un'associazione sotto l'egida di Confindustria Veneto Est, è un gruppo adesso di più di 80 professionisti, ma siamo aperti a allargare. No? Quindi una specie di associazione di categoria. Sì, diciamo, sì, attenti a tutte quelle che sono le tematiche dell'IT. E in particolare quindi quello della cyber security. Abbiamo fatto delle azioni concrete anche sul territorio, noi adesso abbiamo istituito 2 comitati, un comitato di cyber security, quindi una parte di associati che presta anche molto spesso anche tempo libero per sedersi a un tavolo di discussione, quindi ognuno con le sue dubbi, domande, perplessità o anche esperienze, perché noi impariamo, io nella mia attività lavorativa ho imparato tanto dagli altri. Ecco, quindi... Esatto, voi siete sempre sul pezzo, tra virgolette, nel vostro pezzo ovviamente, mentre i cittadini che ci ascoltano, molti saranno anche in altri ambiti, in altri settori. Qual è la cosa che in questi giorni proprio emerge in tutta la sua evidenza, anche come novità importante, che anche voi avete appreso perché immagino che ogni giorno ci siano delle implementazioni, no, in questo ambito? Ma guardi, entrando, allora, spesso si parla la cyber security, la sicurezza informatica è un tema che riguarda solamente i tecnici puri, no? In realtà non è così. Bravo, infatti è questo che vogliamo far capire. Assolutamente, la responsabilità riguarda tutti quanti, perché se vogliamo anche citare senza far nomi, una famosa regione italiana che in epoca Covid è stata attaccata perché un dipendente in smart working si è collegato all'azienda in maniera assolutamente ufficiale, con questo canale criptato, ma in realtà che si è collegato utilizzando il suo dispositivo, e l'azienda ha dato la disponibilità a fare questa cosa, quindi senza presidio dell'IT, dell'area IT all'interno, e semplicemente cliccando su un'email di phishing ha inchiodato tutta la regione. Cioè, stiamo parlando di queste cose, quindi c'è un aggancio tra quello che è la sicurezza che deve essere vista dal punto di vista personale rispetto alle aziende, perché poi ce la portiamo anche in azienda. E volevo anche dire, sempre parlando un po' di metafora, ma secondo me ci sta soprattutto in quest'epoca di intelligenza artificiale, c'è una statistica alla mano, il 70% degli esseri umani in questo pianeta ha uno smartphone, significa più di 6 miliardi di persone. Più c'è un'altra indicazione per cui ogni smartphone sta a meno di 1 metro dal proprietario. Ciò significa che se io riesco ad arrivare allo smartphone, io riesco ad accedere a quello che io chiamo avatar digitale, perché è nostra profilazione nel mondo, nel Matrix, nel cloud. Ma non abbiamo questa contezza della potenza di questo strumento, è vero. E c'è un altro ambito che è molto importante, che forse tocca da vicino tutti indistintamente. Per obbligo, se uno vuole ricevere una pensione o ricevere una retribuzione, uno stipendio, deve avere un conto in banca. E là si apre un altro mondo che tocca molto più da vicino chiunque, perché le realtà aziendali, gli investimenti bancari, il proprio conto bancario, e quindi anche persone più esposte, da quelle più fragili, più anziani, a chi invece può avere grandi competenze, però per quanto competenze puoi avere, puoi essere esposto anche da questo punto di vista, e tanti si muovono proprio con grande facilità con lo smartphone, no? Quindi, assolutamente, ma perché anche questi attaccanti attaccano la sfera emotiva delle persone, incutono il terrore, l'ansia, delle volte anche i buoni sentimenti, cioè questi non guardano in faccia a nessuno, e quindi anche qui un consiglio è: se ti arriva un SMS con un link all'interno, non cliccate dentro. Cioè, anche se ti sei dimenticato di pagare una cosa, tu chiami la banca, ok, ti fai passare l'operatore, e sempre che si riesca, adesso c'è operatori. È fondamentale sfruttare anche altri canali. Bisogna sfruttare altri canali. E non sentirsi obbligati per forza a dover rispondere a quella cosa che mi viene chiesta in quel contesto, in quel momento. Prendersi anche il tempo di riflettere, o chiedere a qualcuno che magari ha anche più competenze come affrontare quella cosa. Molto spesso veniamo colti in momenti in cui siamo, diceva Daniele prima, distratti e fuori ufficio, venerdì pomeriggio, e questa cosa viene fatta in maniera mirata, non è un caso, e molto spesso colgono in quel momento una nostra distrazione, per cui è bene
a volte sedersi sopra le mani e evitare di fare dei click compulsivi rispetto Certo. a cose che possono essere anche Ecco, visto che siamo arrivati anche alle persone, partendo dalle aziende, appunto c'è l'IT manager che deve mettersi le mani nei suoi capelli e cercare di sistemare se l'azienda è stata avveduta e se n'è dotata. Se non se n'è dotata, a quel punto dovrà... Cosa farà se l'azienda non se n'è dotata dell'IT manager e subisce un attacco? A chi si rivolge? E sono problemi, nel senso Sono che problemi. c'è una costellazione sicuramente di fornitori, c'è una costellazione di istituzioni e è fondamentale che il titolare d'azienda, che sia interno, l'IT o che sia esterno, faccia la domanda che prima proponeva Daniele, si ponga il quesito. C'è la parte economica amministrativa che sicuramente è presieduta, ma c'è una parte di patrimonio di dati e informazioni che altrettanto deve essere gestito. Polizia postale competente anche per il privato quando si subiscono queste cose? Sì, nel senso che la polizia postale con cui abbiamo un rapporto, insomma, fa parte in qualche modo del gruppo di lavoro esteso e è un ruolo molto importante e strategico. Interviene anche in casi in cui il Questi privato sono cittadino... crimini informatici. Certo, assolutamente sì. Ma questo è per dare un messaggio al contrario, siamo proprio in chiusura, a quei ragazzi che magari si mettono a smanettare un po' di hackeraggio così, ma attenzione, qua si entra in un ambito penale. Sicuramente il sistema paese è attenzionato su queste cose, la polizia postale sta facendo molti passi in avanti rispetto a questi temi, quindi è un ambito che non è del lecito. Certo, vuole chiudere? Sì, entrare in un sistema di proprietà di altrui è un reato, quindi ecco. No, lo so, però bisogna essere attenti e informati sull'uso appunto di quello che si fa, anche soprattutto dei nostri dati, perché il tema è proprio del dato, questa cosa che sembra, ma io clicco, io metto like di qua, no, di qua e di là, nel dark web, questo strato profondo, ci sono i nostri avatar, diciamo, parlando in generale, ci sono tanti profili in cui la persona è già stata profilata con tutti i suoi gusti, tutte le sue passioni, le sue paure. E poi possono essere giocati contro di noi stessi. Esatto, e quindi bisogna stare attenti e farsi qualche domanda in più, perché tutto parte da testa, si dice, no? Noi l'antivirus più efficiente che esiste è quello che sta tra lo schermo e la sedia. Quindi la persona, quindi ancora il valore della persona. Esatto. Allora grazie. Io spero che queste pillole abbiano innescato un dubbio, anche un germe di perplessità e quindi per studiare di più, per capirci di più e soprattutto prevenire, come avete detto, che è la cosa fondamentale. Grazie all'ingegnere Daniele Bonato, ITC Manager del direttivo IT, che abbiamo detto l'associazione IT Manager del territorio, Clubbit, giusto? Sì, Clubbit. E Sistema Confindustria, e l'ingegnere Alberto Mercurio, esperto di attività sempre digital manager anche lei, di Unisef, che è sempre del sistema Confindustria. Grazie. Grazie a voi telespettatori, Grazie a voi. vi lascio la pubblicità, poi noi ci ritroviamo.